Buonasera al pubblico da casa e bentornati. Al termine di queste Instagram Stories andrà in onda il Verità condotto da Anna Andrea Vitrano e Claudio Cassesa. Anche questa sera ci delizieranno con una serie di gag, sbirleffi, castronerie leggere e canzonette. Il titolo è quanto mai ispirato al periodo storico che stiamo vivendo. Io resto a casa show. Buona visione. Olè! Non potevamo chiedere di meglio, Marisole Pollio, grazie! Buon inizio settimana a tutti, siamo tornati con Io resto a casa show, sappiamo che vi è mancata, quindi sigla! Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale. Iniziamo col primo ospite. Yes! È giovanissimo, un attore, un comico. Super dotato! Non lo sappiamo, Davide Calcaro, Calcaro! applausi! Secondo me sì. Ciao a tutti, io volevo unirmi all'appello, io resto a casa, è giusto, giustissimo, è molto importante. È l'unica cosa, io vivo con i miei genitori, con le mie 2 sorelle e i miei 3 fratelli. Se posso volevo lanciare il mio hashtag, che è io resto in camera. Penso non... va bene comunque, no? Cioè, penso sia uguale, io sto in camera, voi state a casa, poi mi bussate voi quando si può uscire. Grazie mille. E adesso torna lui, il personaggio che nonostante sia a casa crede di essere ancora immerso nella vita mondana, Fabrizio Sansone! Amici follower, non vi sento bene, qua in disco c'è la musica troppo alta, poi ho bevuto un mojito e niente, mi è andato nelle orecchie e non riesco a capire niente, perché mi diverto, non mi frega niente, ma del coronavirus. Io vi chiedo sempre scusa per questo personaggio indecente di Fabrizio Sansone. A proposito, andate a vedere il nuovo video che è uscito sul loro canale dei I Sansoni. Il prossimo ospite è un attore di musical bravissimo. Attenzione. È il protagonista di Kinky Boots. Quando riapriranno i teatri lo andremo a vedere. Marco Stabile. E le sue eccessive paranoie. Applausi! Oh, finalmente si mangia. Vabbè, però prima lavati le mani, dai. Questo lo metto a posto. Aspetta, hai toccato il pacco di Amazon con le mani? Dai, lavati le mani. Bene. Oh no, ho toccato la forchetta con la mano. Vabbè, allora cambio la forchetta e mi rilavo le mani. Ecco, via. Mi pizzica l'occhio. No, non ti toccare con le mani. Vabbè dai, mi lavo di nuovo le mani e poi magari... Via. Ma il pane si può toccare con le mani? Vabbè dai, lavatelo un'altra volta per sicurezza e poi lo tocchi. Oddio. No dai Marco, però pure tu, Senti, o trovi un modo sano e corretto di mangiare oppure no. Oh, così sono sicurissimo. Via, buon pranzo. Dai, attento che scotta, Mamma mia, quanto cucino bene da quando sto in quarantena. Signori, io speravo arrivasse il più tardi possibile questo momento, invece no, è già arrivato. Signori e signore, Eva Tana! Tania Eva, ciao a tutti carissimi pigiamini brutti. Ma perché devi sfottere i pigiamini delle persone? Io starei uscendo adesso, andare a fare spesa. Oh, brava, ce l'hai l'autocertificazione? No, non avere autocertificazione. No, questo è sbagliato, Eva. Tu devi avere sempre con te l'autocertificazione, anche perché se ti fermano i carabinieri, che fai? Mostro tette, risolto, Tania Ma Eva. veramente, Per ora non mostro tette a nessuno, almeno lo mostro ai carabinieri. Ma vai, per favore, io sono sconvolto. Tra l'altro, Eva Tana ha già anche i primi spasimanti che le dedicano pure le canzoni. Guardate qua, Fabio Raccuglia. Eva Tana, pellicci occhiali da gitana. Tana Eva, mentre parlavo sorrideva ad un tizio muscoloso che era proprio dietro me. Tana Eva, pensavo guardassi me. Grazie mille a Fabio Raccuglia, speriamo che Tana Eva ricambi questo tuo amore. E adesso presentiamo
Amore, che stai facendo? E voglio cantare una canzone pure io che ho scritto appositamente per questo periodo. Voglio annoccica. Dedicato a... Vai, faccela sentire. One, two, three. Ti amo. Kina io ti amo. Pubblicità. Kina io ti Pubblicità. amo. L'offerta di oggi prevede una mascherina che è diversa da quelle di ieri, perché questa sembra uguale ma è diversa perché questa è pa passeggiata. Ah, bella mascherina, zio, pa passeggiata, pigliatilla. Costa 99 centesimi, l'elastico 99 euro. Bene, siamo tornati! Allora, non sappiamo se avete visto il nostro video che abbiamo pubblicato oggi, cioè quello in cui le donne si improvvisano in cucina. Esatto, ma non sta provando a cucinare soltanto Andrea, ma ci prova anche un'altra donna dello spettacolo meravigliosa! È una conduttrice, un'attrice. Bellissima, bonazza, favolosa! Andrea Andrea De Locu! alle prese con la cucina, vai! Sì, ragazzi, oggi si fa una bella torta. Missione fallita. Che palle. Che palle. È colpa del forno. Va bene, torte bruciate per il momento se ne vedono a destra e a sinistra, proprio per questo vi abbiamo messo una rubrica sulla cucina, seguita dal nostro chef Ciccio, Che oggi ci prepara il biscocco! che nome di merda, vai Ciccio! Ciao a tutti! Oggi ricetta facile facile. 3 ingredienti: farina di cocco, zucchero e albumi. In 10 minuti è pronta. Anche la cottura: cocco rapè, zucchero semolato e albumi. Mettiamo tutto in una bacinella, mescoliamo e aggiungiamo gli albumi e lavoriamo bene. Questo è l'impasto, adesso lo lavoriamo e diamo varie forme, divertitevi. Io li ho lasciate alcune al naturale, altre li ho ricoperte al cioccolato. Non resta che mangiare. Ciao! Va bene ragazzi, la quinta puntata di Io Resto a Casa Show finisce qui. Ringraziamo tutti gli ospiti e ragazzi che ci sono stati oggi con noi. Fateci un applauso se vi è Applauso piaciuto. applauso qua. Ci vediamo prestissimo, ma soprattutto ti Amo, Kina io ti amo, Kina io ti amo, Kina io ti amo, Kina io ti... Questo momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la TV ti annoia o ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.